Come vede il futuro qui? Beh, adesso sicuramente finiamo in una fase tecnica, ci arriverà il commissario che dovrà appunto appurare qual è lo stato del comune, dovrà fare le opportune verifiche. Può essere un'occasione proprio per far chiarezza, perché di fronte a un soggetto terzo nessuno può diciamo recriminare una faziosità. Ritengo che gli allarmismi lanciati da parte dell'ex sindaco Querini siano del tutto infondati, in realtà legati più a un suo interesse suo e della maggioranza di creare attorno nella popolazione di Cinto un terrore nei confronti dei prossimi mesi. Io sono del tutto tranquillo, in realtà la scelta di metterci è stata la più dura che io personalmente abbia mai sperimentato nella mia breve vita politica. Dobbiamo invece ritenere che erano arrivati allo sfacelo. Querini aveva 12 voti, se ne è trovati con 8. Ci spieghi lui dove ha perso gli altri voti? Noi della minoranza quando serviva l'abbiamo aiutato. Ora, aiutato a cosa? Ha fatto il bilancio di previsione solo lui e altri 2 assessori, non sappiamo nemmeno chi e come. Per quanto ci riguarda non siamo stati coinvolti, addirittura porto in faccia, ha minacciato la chiusura del centro prelievi, pur di convincerci ha cercato di muovere mari e monti, ma non chiedendo semplicemente cosa ne pensate? Un bilancio di previsione che possa mettere d'accordo tutti i cintesi? No, puro scontro. E cosa dobbiamo fare? Appoggiare, essere remissivi nei confronti di questa politica? Onestamente abbiamo dovuto prendere atto che la maggioranza non ce l'aveva più e la cosa migliore era quella di fermare questo sfacelo.